Giampaolo Dozzo, l'ultimo congresso della Lega Nord, se lo ricordano tutti, qui in Veneto della Liga Veneta, il commissariamento, è arrivato finalmente il momento di riportare la serenità con un segretario. Beh, la serenità l'abbiamo già riportata un anno fa con il commissariamento e adesso la logica conclusione che sarà domenica a Verona è quella del congresso nazionale, dove avremo il nuovo segretario nazionale. È stato un anno impegnativo, un anno dove abbiamo ottenuto grandi successi sia dal punto di vista delle elezioni regionali che quello delle amministrative, tanti nuovi sindaci, dove abbiamo fatto una grandissima amministrazione a Bologna. Abbiamo fatto il record storico questa volta con 83 pullman organizzati dal Veneto, e dove appunto domenica andremo a eleggere sia il segretario nazionale che i delegati al congresso federale e i membri del nuovo direttivo nazionale. Ecco, si va verso la candidatura unica di Tony Da Re, un equilibrio che favorisce, è stato detto, i bossiani. Beh, io non so chi favorisca, io so solamente che ad ogni congresso provinciale che abbiamo fatto io auspicavo una candidatura unica sia per i congressi provinciali sia per il congresso nazionale. E questa candidatura unica vuol dire che abbiamo ritrovato l'unità del nostro movimento in Veneto, quindi è un dato importante. E sono sicuro che il nuovo segretario nazionale e il nuovo direttivo nazionale sapranno ben operare per il futuro del nostro movimento. Si era parlato di una possibile candidatura in extremis del sindaco di Padova Massimo Bitonci, a questo punto tempi scaduti? Ma i tempi sono scaduti mercoledì alle ore 17, ma non penso che Massimo volesse candidarsi assolutamente. So che Massimo fa molto bene il sindaco di Padova e quindi rimane a fare il sindaco di Padova, ma è una novità anche per me questa.